domande più? Eccoci qua. Allora, stava dando a Maravedini l'asset col fisco, però voleva partire dal libero mercato, vero? Un messaggio: le retribuzioni in Italia sono bassissime, meglio andare all'estero, avessi avuto 20 anni di meno. Sai chi lo dice. Prego. Siamo di fronte a dei numeri spaventosi per rispondere con una battuta alla domanda. 6 milioni di giovani hanno deciso di fare il futuro fuori dall'Italia. 6 milioni di giovani che normalmente con una scolarizzazione medio elevata. Certo, quindi sì, poniamoci degli interrogativi, perché il nostro paese non è in grado di dare delle risposte a questi giovani che sono il nostro futuro. Torniamo alla domanda, è la prima provocazione che ha fatto, quella sul fatto dei prezzi del mercato e del prezzo medio, mi collego alle pompe. Allora, il principio che bisognerebbe scardinare è quel principio che ha prodotto nei decenni dei danni sociali ed economici incredibili, ed è il principio del libero mercato, dove in qualche modo si supponeva e si suppone ancora che la concorrenza avrebbe in qualche modo permesso un livellamento dei prezzi, offrendo ai cittadini e ai consumatori, termine che sapete ho sempre detestato, ai consumatori qualità e servizi maggiori. Questo l'abbiamo visto, l'abbiamo verificato, purtroppo sulle nostre tasche e sulla qualità dei servizi non è mai andato, se non in rarissimi casi, ha prodotto quegli effetti che in qualche modo si continua ad elencare del mercato libero. Quindi noi dobbiamo tenere conto che il mercato non è assolutamente libero, è in mano a delle lobby potenti, a delle multinazionali che determinano con la loro potenza sul mercato naturalmente anche situazioni di rialzo speculativo o situazioni di livellamento. Proporre prezzi medi non produce un effetto positivo nei confronti del mercato, assolutamente, e soprattutto per i cittadini questo non comporta se non dover in qualche modo scegliere tra una miriade di fornitori o di enti che offrono servizi di qualità, il fatto di doversi andare da una parte all'altra per verificare i prezzi, magari che si riducono di 0, no, ma tanto sono tutti uniformati, ecco, bisognerebbe fare anche dei controlli. Questo è uno dei principi fondamentali sui quali c'è anche la nostra discussione. Discussione. Sì, esatto, però il rischio, io ve l'ho buttata là, che riguarda un po' il mondo del lavoro, quello del minimo salariale orario, che è un altro rischio di livellamento terrificante. Certo. Perché poi, io faccio l'esempio banale, che però ci sta, se adesso faccio tipo una collaboratrice domestica, può arrivare a chiedere 13 euro all'ora, adesso non so quali siano i prezzi, penso fosse questo, ipotizziamo 13, 15, 20, non lo so. Se il prezzo minimo salariale orario viene stabilito in 9, in 10, in 11, il datore di lavoro tanto trova più o meno, quello gli propone, questo è il minimo, e si tenderà sempre ad uniformare, perché così è successo sempre purtroppo, non c'è più questa libertà di... No. Allora, noi dobbiamo però anche, come posso dire, dividere le situazioni. Abbiamo le situazioni che sono contratti che rientrano nei contratti collettivi di lavoro e che quindi definiscono i parametri, i livelli, la contrattazione, i salari, ma soprattutto anche riconoscimento dei diritti, e poi abbiamo nel corso di questi anni, lo inseriamo qui Giacomo se va bene, il fatto che noi in Italia abbiamo circa 1000 contratti collettivi di lavoro, dei quali solo 280 sono stati sottoscritti da CGIL, CISL e UIL, che rappresentano la maggioranza dei lavoratori. Gli altri contratti purtroppo noi li definiamo
i contratti pirata, perché basta un sindacato costituito anche da una persona solo, che determina un accordo con il datore di lavoro o l'imprenditore o il gruppo e stila un contratto collettivo, viene depositato e naturalmente quel contratto ha dei parametri che vanno sempre alla riduzione dei salari, dei diritti, eccetera. Quello che quindi richiediamo è che ci sia una legge sulla rappresentanza, ma per arrivare alla domanda specifica è che i contratti riconosciuti nazionali che prevedono dei diritti e che prevedono delle tabelle salariali non possono non possono avere un effetto di riduzione rispetto alla richiesta di un salario minimo, che invece è indirizzato verso quelle miriade di categorie di lavoratori che non sono regolamentati. Hai capito? Dopo la contrattazione collettiva di secondo livello è evidente che non arriva dappertutto, è evidente che la colf o la badante tu le hai per necessità e quindi un altro livello, hanno un lavoro più elevato, ma nel settore per esempio del commercio abbiamo contratti a chiamata. Abbiamo contratti di 2 o 3 ore o di un giorno alla settimana, quindi bisogna anche determinare un indirizzo di pulizia rispetto ai contratti appunto pirata, e che comunque qualsiasi variazione, quello che diciamo già da molto tempo, che investono i lavoratori, questi devono essere consapevoli di ciò che sta avvenendo. Procediamo col discorso del fisco, perché dobbiamo arrivare anche alle pensioni. Chi di voi è fronte al fisco? Io vado avanti col fisco perché secondo me è uno dei temi fondamentali, oltre alla... Non è colpa del governo attuale, ma dell'intera politica italiana degli ultimi 30 anni, dove comunque tutti hanno governato destra e sinistra, scrive un telespettatore. Prego, Mara. Noi non diciamo che è colpa di questo governo, perché è evidente che i temi che stiamo ponendo riguardo alla situazione attuale sono temi che sono datati da moltissimo tempo. Quello che diciamo è che con questo governo non ci dà ascolto, ci comunica e toglie la possibilità di una rappresentanza che invece ha il sindacato a contrattare, a proporre delle soluzioni diverse, visto che noi rappresentiamo anche queste persone. Ma riguardo al fisco, guardate che su tutti questi punti, dai giovani al lavoro, alle pensioni, allo stato sociale, in qualche modo non vengono trattati o vengono liquidati perché si narra e si afferma che nel nostro paese non ci sono i soldi. Beh, io vorrei qui sottolineare che invece i soldi ci sono, bisogna andarli a prendere. Noi abbiamo stime dell'Agenzia delle Entrate, non fatte dalla CGIL, quindi è chiaro, stima dell'Agenzia delle Entrate che dà come evasione fiscale circa 100 miliardi all'anno nel Paese e come evasione contributiva una trentina di miliardi. Ricordo che per quanto riguarda l'evasione fiscale, quei soldi servono per alimentare i servizi sociali del Paese, quindi sanità, scuola, istruzione, ambiente, viabilità, eccetera, mentre per quanto riguarda l'evasione contributiva è un'evasione che non alimenta le casse dell'INPS e che quindi il sistema si regge su questo, non ci sono i soldi per le pensioni, anzi si vanno a bloccare le rivalutazioni delle pensioni e anche con il rischio che appunto l'equilibrio dato tra chi lavora e versa i contributi e chi oggi è in pensione non regga più, anche per un sconvolgimento demografico che oggi abbiamo nel Paese. Abbiamo uno sconvolgimento demografico nel 2030, quindi non fra decenni,
non fra decenni, e gli over 65 saranno il 30% della popolazione, e quindi gli under 14 il 15%. Su questo per fare ne vogliamo parlare seriamente oppure rinviamo a situazioni sempre di effetto tampone, di normativa, oppure di bonus, oppure di sposto da a, tra l'altro instaurando un livello di tensione e di preoccupazione e di, come posso dire, guerra tra generazioni. Che infatti non è corretto. È arrivato un altro messaggio: vogliamo dai sindacati posizioni più energiche e dure, basta compromessi con imprenditori e governi dove guadagnano solo loro. Le aziende fanno più fatturato, i dipendenti invece bloccati. Ripristiniamo la contingenza. Parliamo anche delle pensioni. Sì, ma volevo rispondere. Allora, intanto negare la necessità di compromessi è negare la funzione di contrattazione e negoziazione del sindacato. Il sindacato non decide le leggi, non decide i contratti li si decide in due, quindi il compromesso di per sé bisogna raggiungerlo. Che poi servano posizioni più energiche, sono pienamente d'accordo. Mi verrebbe da fare una battuta: la posizione è tanto energica del sindacato quanto energici sono i lavoratori rispetto a queste vicende, perché purtroppo una delle cose che registriamo nell'ultimo periodo, e in parte c'è anche una giustificazione, in parte il sindacato fa anche autocritica, sia chiaro, non è scaricare ad altri responsabilità, però serve un movimento di carattere collettivo, una consapevolezza che il sindacato è forte se sono forti i lavoratori assieme al sindacato. A proposito del 7, è evidente, se quella manifestazione sulle motivazioni che stiamo dicendo adesso è una partecipazione scarsa, è evidente che a quel punto il governo non ha nessun interesse in qualche modo a darci retta. Se invece la manifestazione in qualche modo diventa di massa oceanica, è chiaro che a quel punto si comprende che il consenso dietro alle nostre proposte è tanto, e quindi forse è il caso in qualche modo di dare risposta a chi noi rappresentiamo. Poi ci sarebbe da dire, insomma, che il sindacato in questi anni comunque tante battaglie le ha fatte, ne ha perse qualcuna, ma ne ha vinte anche tante, magari su ambiti più piccoli, ma ogni giorno il sindacato lavora nei luoghi di lavoro per dare risposta a coloro che rappresentano, insomma, e poi anche nel territorio è uguale. Assolutamente. Relativamente a questo aspetto è legato anche alle pensioni, quali sono i punti forti, punti importanti su cui vi batterete? Allora, sulle pensioni è un tema enorme. La riforma Fornero ha generato una ferita che purtroppo non è ancora sanata, se si può dire così. Si è detto allora che si faceva quella riforma per i giovani, ma così non è, perché oggi i giovani non hanno una prospettiva di pensione dignitosa, sia per quanto riguarda l'età di pensionamento, che per un giovane che oggi ha, non dico neanche 20 anni, ma per un giovane lavoratore di 35-40 anni la proiezione è andare in pensione a 70, con tutto quello che comporta, voglio dire. In più c'è l'aspetto economico di quella pensione, che chiaramente, se c'è precarietà, salari bassi e via dicendo, se in più cambiamo anche nel tempo, è un termine tecnico ma particolarmente importante, i coefficienti di trasformazione della pensione, cioè quanto hai messo all'INPS, se poi te lo trasformano con un indicatore basso prendi meno, e questa cosa incide in maniera importante. La battuta, che non è una battuta, è: abbiamo una generazione di precari sul lavoro, avremo una generazione di iperprecari sulla pensione. Ora, questa cosa non contrappone la mia pensione a quella di Mara, perché il problema è lo stesso, non so come dire, e infatti bisogna dare una risposta assieme, perché dall'altra parte molti governi hanno fatto cassa sulle pensioni, e quindi penalizzando chi dopo anni di lavoro ha versato i contributi e oggi giustamente prende una pensione. E ritorniamo al problema di prima: penalizzare le pensioni vuol dire in qualche modo dare meno risorse alle famiglie, perché ricordiamo che oggi spesso le famiglie tra l'altro si reggono sui genitori anziani, perché danno una mano in ambito della cura dei figli e via dicendo, e tra l'altro anche economicamente, quindi è un cane che si mangia la coda.
coda. Noi chiediamo da questo punto di vista una seria rivalutazione di quella che è la riforma Fornero, in particolare nel riconoscimento di quelli che sono lavori usuranti, e se non usuranti comunque semi-usuranti, mettiamola così, perché siamo consapevoli che non tutti i lavori sono uguali e ci sono dei lavori in cui si può anche pensare di arrivare fino a 70 anni, ci sono dei lavori che arrivare a 70 anni non ci arrivi, punto, col rischio che generi una persona infortunata, una persona malata, una persona che magari non ha più la possibilità di lavorare, con una situazione in cui non riesce a agganciare la pensione. Quindi sarebbe davvero necessario, è sicuramente un tema molto complicato, è sicuramente un tema sul quale bisognerebbe ragionare, ma non con l'intenzione di fare cassa da parte dello Stato, del governo di turno, ma semmai di dare una risposta vera al mondo del lavoro e al mondo dei pensionati. Sì. Allora, riflettiamo su questi aspetti, sono molto importanti, dopo torniamo e parliamo anche di altre cose rilevanti, il sistema sanitario nazionale, le assunzioni nella sanità, insomma ci sono tante altre questioni e capitoli dopo la pubblicità, quindi restate con noi, canale 19, tra poco.